Je crois qu'on n'en est même plus au stade de la volonté d'écrasement d'une petite langue qui veut vivre à tout prix. Je crois que tout le monde s'en fout. Bientôt, on va faire un zoo à Ajaccio. Ils vont nous mettre en cage et regardez, ils parlent le corse. Si può essere corso senza parlare corso, ma sapete, a me essere corso, insomma, mica troppo ciò che la voleria. Je crois que la langue se porterait mieux si dans les familles on acceptait de la pratiquer. Et à mon avis, ce serait une meilleure étude que dans les milieux scolaires. Les milieux scolaires, les cours ne sont pas toujours aux heures convenables ou bien les enfants préfèrent apprendre d'autres langues parce qu'on leur dit que ça va leur être plus utile. De mon temps, on nous empêchait presque de parler le corse. Il fallait absolument à tout prix apprendre le français, bien le parler, etc., etc. Si on ne fait pas plus d'efforts, c'est sûr que... Déjà, on n'est pas très nombreux, les Corses en Corse. Hein. Et puis si en plus on ne la pratique pas, si les gens du pays ne la pratiquent pas, c'est sûr que... Le fait de vouloir rendre obligatoire à tout prix, j'ai peur que ça contrarie un peu les gens, voilà. Je crois qu'il faut que ça vienne naturellement, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça se fasse... Après toutes ces années où on a fait tout pour la décourager, c'est difficile à rattraper. Ah oui, c'est difficile à rattraper, ça c'est évident, hein, c'est difficile à rattraper. Et puis bon, dans nos villages, malheureusement, il y a de moins en moins de personnes âgées, de grands-pères, de grands-mères, et c'était eux qui apprenaient la langue à leurs petits-enfants. Alors il y a moins de références aussi, c'est ça peut-être. Bonjour. Et voilà. Merci et bonne journée. Allez, au revoir, merci. E buongiorno, domandate. Ça va et vous? Va bene. Attends, je vais voir s'il Va vous bene. plaît. Come d'abitudine. Ma tenuta? Voilà, merci. Vi ringrazio. Ah, oui. Una buona giornata. Merci, Buonasera. a bene. Ceci est mon 5e film sur la question de langue et identité. Sur cette problématique, chacun a son point de vue, chacun son histoire. Pour moi, c'est simple. J'aime la musique des langues, même celles que je ne comprends pas, et je sais que chaque langue qui disparaît, même si j'ignorais jusqu'à son existence, est une perte pour l'humanité. En Corse, seulement une minorité a le corse comme langue maternelle, encore moins comme langue usuelle. Mais pour beaucoup, ça reste leur langue préférée, si seulement ils savaient le parler. Nell'annata esistente la lingua non era mica un problema. Parlavamo, si sentiva parlare in Caruglio, in paese c'era sempre una società agricola che campava e la sua espressione era il corso. Dunque non ci poniamo mica di inquietudine per la lingua. Allo stesso tempo, in questa annata qui, c'era una rivendicazione politica. L'espressione culturale esisteva, ma volevamo andare al di là, volevamo avere una rappresentazione politica e dunque un matrimonio di a cultura e di a politica, in senso maggiore di un termine, si è fatta in maniera naturale. Diciamo con i nostri canti che il popolo corso esisteva, volevamo che politicamente il popolo corso sia riconosciuto. Abbiamo provato a tombare la lingua spiegando ai corsi che il francese era la lingua del pane, era la lingua
che permetteva di avere un lavoro e di vincere la sua vita. Ed è così che gli istitutori della Terza Repubblica hanno cominciato a ammazzare la nostra lingua e il nostro parlare. Mi pare che non sarebbe che giustizia di fare di maniera che il corso diventasse anche lui la lingua europea. E di questa maniera qui, un vedo una maniera è che tutti quelli che vogliono campare qui, che vogliono lavorare in Corsica, che vogliono essere funzionari in corso, siano semplicemente capaci di parlare corso a quelli che vengono a domandare qualcosa. L'idea di questa scuola di canto è giustamente da adoperare il canto per giungere alla lingua. L'alba, mi cambia mica. Vogliono cantare, vogliono parlare, ma hanno quantunque difficoltà a farla. E su mezzo qui è una maniera di toccare la lingua. Se avete un dubbio, lo mandate, che non ci sia mica imparare un sbaglio. Che gli siano di diritto, che gli siano in manca, i corsi hanno la sua lingua e a tenere gare quanto no. Un sbaglio forse che noi abbiamo fatto, lo riconosco come un sbaglio e giustamente di aver messo la lingua da un punto di vista politico e forse qui riconosco che abbiamo fatto un sbaglio. Combien d'entre vous parlent le corse? Parler, ouais, mais pas vraiment comme les vieux, quoi. Parler en corse, je pense que presque tout le monde sait le faire. Maintenant, maîtriser la langue comme on maîtrise une autre, là, je pense que il y en a très peu, mis à part ceux qui l'ont appris depuis leur naissance. Et perché? Perché così, voulez pas. Quand à corse, il y a une manière d'en parler un peu la langue. Mais est-ce que ça suffit? Ça suffit pas, mais Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette langue? tu parles corse in casa, in scuola, poco tra di noi. Est-ce qu'on peut être corse sans parler corse? S'ils sont sur leur terre, ils sont corses. Maintenant, de ce qui est la culture, la langue, on ne peut pas forcer aux gens à parler corse. Mais il y a pas mal de personnes, comme des jeunes ou quoi, ils maîtrisent un peu la langue, mais c'est pas forcément habituel de parler. On va nous parler corse. Et c'est plus voilà, peur de se tromper dans les mots, un truc comme ça, qui fait qu'on répond en français. C'est plutôt un truc comme ça. Les locuteurs corses sont extrêmement sévères avec ceux qui se trompent. On a tendance à pointer du doigt l'erreur qui est faite et à la reprendre non pas pour améliorer, mais de manière assez dure. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je comprends que quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment hésite à parler parce que il est très souvent montré du doigt et mis au banc de la société en disant c'est extrêmement sévère. La bonne attitude, je dirais, ça serait effectivement de reprendre en expliquant, mais gentiment. Rossignol che va a palma, rossignol, anche umana malamara, rossignol, d'un bel boccagia, rossignol, rumbo. Anche umana malamara, rossignol, e a montana pasgaire, rossignol, d'un bel boccagia, rossignol, rumbo.
ne parle pas le corse. J'ai commencé à faire des efforts. J'ai ravalé toute ma honte parce que c'est très très douloureux de ne pas parler sa propre langue. J'ai ravalé toute ma honte et je suis allée m'inscrire à des cours du soir de corse à Portiuet. Et tous les lundis soirs, je vais prendre ma leçon. No. C'est beau, d'accord? Je crois que la langue a du mal à exister en tant qu'outil, justement, parce que la culture est en train de disparaître. Nous sommes devenus malheureusement énormément de culture française, donc notre langue, quand elle parle en corse, elle traduit du français. J'ai eu besoin d'apprendre le corse parce que j'écrivais en français sur des thèmes, des sujets profondément corses, et j'avais pas les mots. Parce que ces mots en français, ils n'existaient pas. Parce qu'ils devaient traduire des concepts qui étaient profondément corses et qui en français n'existaient pas. J'ai fait mon dernier livre sur la traversée de la Corse à cheval. Et à un moment donné, on arrive au col de Caprunal et chaque fois j'ai une très très grosse émotion. Donc j'écris dans mon bouquin cette émotion et je dis c'est ici qu'est née ma race. Bon. Mon éditeur me rappelle en me disant votre race, qu'est-ce qui vous prend? Il s'était comment? Grand, blond, les yeux bleus, les autres races, qu'est-ce que vous en faites? Je dis non, vous savez très bien que j'ai pas voulu dire ça. Je veux parler de ma race, des maestracci, d'Amosterpa. Il me dit, mais scrivete Aosterpa ou Ostrorazino, mais ne parlez pas de votre race. Donc j'ai commencé à introduire des phrases de corse parce que tout simplement, pour dire ce que j'avais à dire, le français ne me suffisait plus. Et c'est normal puisque je disais la corse. Oui, d'accord. Cioè la dimentichi la lingua corsa piuttosto un traccia più lavalata e dunque un traccia di mura. Dunque non è mica il professore che può salvare la lingua corsa, il professore di corso può aiutare, può contribuire alla sua salvezza, ma manca appena a salvarla. Per salvare la lingua corsa abbiamo bisogno di un popolo usano, abbiamo bisogno di una società e penso di una volontà per aiutare la società e il suo popolo, di una volontà politica tremenda. A te la corsica regina, a Combien d'élèves dans cette école? 205 élèves. Le bilingue est arrivé un petit peu par hasard dans l'école, puisque si on avait fait auparavant une étude de la population corsophone de l'école, on s'est rendu compte que la population de l'école n'était pas corsophone. Dans le village, ça ne parlait pas corse. Pourquoi justement faire du corse dans cette école? Vous voulez en mettre une autre ou pas? Depuis 2 ans, je crois, maintenant. Donc il y a une obligation à tous les enseignants en Corse d'enseigner 3 heures de corse par semaine. Donc ça, c'est quelle que soit la classe. Et ensuite, le bilingue va au-delà des 3 heures. Donc va jusqu'à 12 heures, mais c'est une limite qui correspond à rien, parce que 12 heures de corse. Et en fait, ce que les gens, des fois, pensent, c'est que les enfants vont faire du corse et ensuite d'autres matières. En fait, les enfants, c'est leur donner une accoutumance à la langue. En fait, recréer un peu la langue maternelle. Alors que c'est un peu un non-sens, d'ailleurs, puisque souvent, c'est pas parlé à la maison. Donc, on a voulu à ce que l'école se supplée au problème que ça se peut parler tellement par la mère. Bon, alors, combien de vous parlez le corse? Allora, come ti chiami? Bastiano. E cosa impara a scuola? A scrivere, a parlare corso, o francese e l'inglese. E il corso parli in casa, in no, o solamente a scuola? In casa o solamente a scuola. E ti pare assai importante di parlare corsa? Sì. E per chi? Puoi spiegare appena? No. No. Le corse qu'on apprend à l'école n'est pas celui des parents et des grands-parents. C'est un mystère. Moi, je vois dans l'Altaroc les cours qu'on donnait. Les parents retiraient, les parents donc corsophones, retiraient leurs enfants de ces cours-là parce que ça ne résonnait pas comme à la maison. C'est quand même dramatique, on avait l'effet inverse. Et ceux qui suivaient le mieux le cours, c'était les petits Portugais et les petits Maghrébins, parce que eux, en fait, ils absorbent la langue comme n'importe quelle langue. Tes parents, ils sont corses? Non, ils sont pas corses. Et tu sais pourquoi ils t'ont envoyé dans cette école pour apprendre? Oui. Pourquoi? Pour apprendre. Comme ça, quand je serai un peu plus grande, je pourrai partir dans des pays corses que mes parents ne peuvent pas le faire. Certains pensent que le fait de mettre du corse obligatoire à l'école, tous les enfants vont parler corse. Maintenant, c'est pas vrai.
On a mis l'anglais obligatoire pendant des années dans tous les collèges et les gens ne parlaient pas forcément anglais. Ceux qui parlaient anglais, ils faisaient un voyage linguistique en Angleterre ou en Italie. Donc l'idéal, par exemple, moi j'ai des gamins qui sont allés à Savage, il y a des classes intégrées à Savage. Bon, les mômes, en une semaine, ils vont en prendre, passer mon expression, plein les oreilles, et là, ils vont peut-être baigner dans un bain linguistique. Come si chiama sta pianta? Di la forte, ah? Anoka, si chiama Anoka. A Bosuduca Anoka. A Bosuduca? No. Chi è que? Murt. Come è? Murt. No, voglio dire. D'accord. Est-ce qu'un bain linguistique d'une semaine suffit? Et le bain linguistique en ville? Austuzenta viletta, galpidiada merendel, esempi di stelle, di dolcezza inedetta, in corre di le zittelle, c'è un fiore che l'aspetta. Mi occupo di cronaca in lingua corsa, giornale Corse Matin, una cronaca che è pubblicata 2 volte al mese, tutte 15 ore dunque. Sono scritti che faccio io, poi ci sono altri scritti che sono fatti da Giacomo Vusina e Ernesto Papi. La scelta che noi abbiamo fatto a Corse Matin è di dare una vita giornalistica alla lingua corsa, parlando un po' di tutti i soggetti attuali, mica più da lingua corsa in un dominio solamente culturale. Qui si può parlare quasi di tutto in lingua corsa e ci sono registri di lingue che sono differenti. Quando si parla di televisione, di informazioni, di stampa scritta, l'emissione di Bernard Pivot, per esempio, non era un'emissione integrale, c'era un altro registro di lingue, con lo stesso registro che il giornale di informazione, dottor Di Zero o di Mezz'ora. Allora, ci vogliono libri di riferenza, letteratura, che danno un certo livello di lingua. Ci può essere. Poi c'è una letteratura che deve essere di nuovo più popolare, che da impiegare la lingua corsa d'oggi, la lingua corsa che tu si sente in Caruggio. Ci vuole vedere tutti questi registri di lingua e mica chiudersi di dire questo parla corso, parlo corso stracciato. Parlo corso stracciato, per me è meglio di sento un corso stracciato che non sento più corso nudo. Anche se tu si dici che è malato, che c'è sempre una vena non satara. Per rapporto a 30-40 anni fa ci può essere meno gente in corso che parla nel corso di maniera naturale. Per contro ci sono gente che hanno imparato a leggere e a scrivere il corso. Ci sono stati un corso che è stato insegnato nelle scuole, ciò che non è mica i nostri anziani, un corso parlano sicuramente meglio che noi, ma per parte della gente non legge mica. Lingua di ritempa amica, gli avevo spiegato un po'. Non so mica se voi interrete parlare un corso, un Caruggio, da qui a un pochi anni, di maniera naturale, come da si sentia 50 anni fa. Una sola mica. Avevo un zio preto che diceva non lo vedremo mica, ma i nostri vidoli può essere. Un po' questa poesia e questa canzone, di chi parla questa canzone e per chi? Elisandro? Parla di lingua corsa. Parla di lingua corsa, ma perché è importante tutto ciò che è detto dentro, perché è importante così? Chi va giù spiegato a non trovato di sbagliare giusto appunto a non sa lingua? Che sa lingua non è mica una lingua sagra, è una lingua a paro di tutte le altre, dunque se voi sbagliate non è mica grave, non è mica qualcosa di grave, è qualcosa di naturale. Ci vuoi sbagliare per imparare questa lingua? Ci vuole sbagliare per impararla. Penso che mica solo questa lingua, ma forse tutto il resto, di no. Qualche volta io parlo corso francese e mi capisco perché dopo un millennio si sbaglia con il corso francese. D'accordo. Ho parlato corso, non si sapeva parlare francese. Vabbè. Così. E ha cominciato a scuola, insiste. D'accordo. E chi ti ha portato di parlare di noi a scuola e mica solo in casa? A part me di sapere scrivere e un po' a studiare geografia. Impariamo di noi
un altro vocabolario, a scuola che in casa. Campemo in Corsica e dobbiamo imparare la lingua. Dobbiamo imparare e beda e conoscere la lingua. Le jeune a doublement raison. C'est une belle langue et si on ne parle pas le corse en Corse, où le parlerait-on? Perché è importante così? Perché la lingua corsa dove si tiene. Penso che a parecchi l'ha mostrato che giusto appunto questa lingua poteva parlare di tutto e poteva che l'imparessino di una maniera gli stessa e in corso e in francese. No, si devi tenere. Abbiamo fatto una mansa di progressi a livello di insegnamento, a livello di radio di un corso scientifico. Ora c'è di noi che nella società, che nella nostra vita di tutti i giorni, questa lingua campesi, che la rivedessi un po' di più. Mi piacerebbe anche a Francauba studiamo a scuola, c'è a trovare una specie di equilibrio tra un corso di radio un po' artificiale che noi parliamo in scuola e che permette ai idee di avere evase per scrivere, per parlare, per discorrere di fatti di insegnamento e un corso più naturale, quello che noi sentiamo un anno e che noi sentiamo sempre. La scuola non sa mica da poter sostituire a tutto. Si dice degli quando li parlano con me, non parlano mica con gli stessi corsi che li parleranno quando li so con la sua mamma, quando li so con l'amico, quando li yogano, eccetera. C'è una manza di vocabolario che a scuola non si può mica rimpattare sul vocabolario qui. E qui per imparare a teoria i radio, ma la teoria è qualcosa di importante quantunque. Finalmente i nostri hanno imparato a parlare francese prima che questa teoria qui. Lingua in punta di a lingua, quando dice e quando non dici. Lingua di tempi infidi, lingua di tempi amici. Lingua di tanto rigiro, per campare un mondo io, per esse è un bisogno di te, è un bisogno di te. Siamo insegnanti di volte mi domando se un corso non è mica diventato una materia scolare come un'altra e se no non rendiamo mica le elevi invece di recare veramente qualcosa. Ci troviamo più a fare collezioni di lettere e di rivue che veramente gestisce un movimento volontario verso questa lingua qui delle elevi e dei parenti e soprattutto dei parenti. Allora questo vuol dire un affare, vuol dire che per il mondo parenti non c'è più utilità di insegnare, di imparare il corso o di parlarlo. E questo è un problema perché vuol dire che siamo scontati dalla nostra società propria. Penso, malgrado tutto, si poteva salvare, ma così in una maniera ufficiale, in una maniera imposta. E anche se non abbiamo un corso alla scuola domani generalizzato, ufficializzato, non è mica da voler dire che adesso solo un criterio che costituisce la nostra cultura, una cultura molto più complessa e molto più difficile a maestrarla così, a vederla non solo in trio. Dunque io penso che soprattutto per noi la lingua è un affare che rileva dell'affettivo. Che corrisponde a visioni che noi abbiamo di noi stessi. Non voglio mica dire che domani ma restate su un popolo perché io non mica parlo corso. Per esempio, di diavoli ci sono gente che non parlano mica corso, che sono corsi. Perché di diavolo penso che è la persona che definisce la sua identità, che ha vidi, che ha possedi. E a parte da qui, mica l'altro decide per la persona. Se la persona si vede come facendo parte di un popolo è perché l'ha decisa a sentire così, secondo che criterio, è difficile a dirla. Ma ben intesa, non è mica una ragione per dire, allora può sparire un corso. E trovo che è un peccato mortale di radio di perdere la sua lingua, perché la sua lingua è tutta una storia, è tutta un'anima, è tutto uno sfogo che riguarda l'uomo nel senso proprio di un suo cuore, di un sentimento. Ma era sempre su sfogo che si poteva dire in corsa e mica in francese, mica parecchio francese con la lingua ricca, ma trovo che la parola corsa
e l'immagine subita subito. Une commune peut par délibération choisir de s'appeler que par son nom corse, à condition que la décision soit entérinée par un décret de Conseil d'État. Jusqu'à aujourd'hui, aucune commune a pris l'initiative dans ce sens. Sur les panneaux, il y a 3 façons de l'écrire et de le prononcer. Pour les villageois, elle s'appelle Santa Maria e Sighe. Santa Maria e Sighe. C'est écrit nulle part et on arrive même à une espèce de franco-corse. On n'a plus. Voilà. Non, on n'a plus, on voit ça. Allora, 2 pains au chocolat et un croissant. 10, merci. Bonjour. Moi, je voudrais Le 2 fugazzi. Oui. Io continuo sempre a parlare corso. Sono nato parlando corso, io continuo, i miei figlioli li parlo corso, la mia nonna mi parla corso. Ma tu come vuoi che la vedi in Anche se non generale? rispondo in francese. In generale, come vuoi che la vedi la lingua? Pensi che la si può mantenere o si la da perdere più? Ma perché non si può mica mantenere? Si deve mantenere. Si ci deve mantenere, perché se tu perdi la lingua perdi la tua identità, cioè mica sorta da qui. Cioè mica sorta da qui. Se tu perdi la lingua perdi tutto, perché perdi tradizione, perdi... Allora siamo d'accordo tutti. Se la si perde in strada, è come imparare a scuola, anche se è diverso di ciò che abbiamo imparato. Non è giusto a montare a scuola, non è giusto a montare a scuola. E ti giuro ieri, sono maroccani. I maroccani che non mi capisci in un corso come te. Allora c'è una vena per mostrare in quanto... Umanamente sì. In Corse sono giunta a 66, sono giunta anche i miei parenti, i frati di sorelle, sono d'origine maroccana. I miei parenti sono giunti qui per lavorare, mi partito 3 giorni da Rwanda e poi ci ho portato qui. In Corse ho imparato anche i paesani, anche certe gente anziane, più anziane che me, che mi hanno imparato a fare. In più mi piaceva parlare e sono contento di imparare in Corse. Dans mon travail, certaines gens parlent souvent tout corse, sempre, et puis ils en parlent tout le temps de certaines choses. A mes amis, j'ai une époque que je parle à l'école, mais certaines autres parlent en corse, pas Mozambique, pas... Et le corse, pour moi, c'est quelque chose. C'est toute ma vie. Ça fait 40 ans que je suis ici. C'est comme si j'étais un vrai pur corse, mais malheureusement je ne le suis pas. Allora, come fa la quincia, a Pinuccia, la gente comincia ad aggiungere. Ma mangiamo tutto, non reste pas, va bien au bout. Surtout ne venez pas me dire bonjour. Non, j'étais devant le four. Davanti tuo fuoco. Tu parla cosa? Non c'è mica parla francese. Sono abbastanza di francesi. Non si vuole. Basta. Che è passato? Si va bien. La Corsica, quando ero zittita, non era mica Corsa Rogge. Sarà sicuramente mica più dei romani. C'era una Corsica piena di gente che si aiutavano, che aveva una compassione per quelli che erano poveri, da gente che aveva una mentalità, che erano generosi di cuore. In tutti i casi, è ciò che ho conosciuto io. Credo che le cose cambiano, la società è in cambiamento
e ho difficoltà di adattarmi a questa nuova città. Io dico sempre che se oggi so corso come so, se parlo corso come parlo, non devo mica solamente il fatto che a me può arrêter di mamma e vuoi corse. Mon père, lui, était un immigré, un étranger, puisque 100% des gens parlaient corse. Tu pouvais venir de n'importe quel endroit de la planète, tu avais le choix, ou de rester de parler, ou de te casser. Comme si demain, nous, on va en Angleterre pour travailler et qu'on n'arrive pas à parler un mot d'anglais. Et on est obligé de se casser. Voilà, c'est simple ça. Ça voulait dire que la langue était vivante, même si elle n'était pas écrite. Ça veut dire qu'elle était vivante, elle était en mouvement. Di sicuro che in strada non si può più parlare corso, saremo noi, età di 46 anni, saremo forse l'ultimo di questa generazione che ha parlato in strada. È triste e credo che giusto appunto c'è la ria che quelli che dirigono questa terra, sul paese, devono ben capisce che non è mica da avere un'idea politica nazionalista che di cercare di mantenere la sua lingua e i suoi vati in Corsica. Sarebbe bene che tutto ognuno si capisce che da qui a 20 anni, se non siamo più che 5% di corsi, come l'hanno imparato a parlare? Allora forse quando si parla di bilinguismo, io credo che sarebbe importantissimo che imparassero a scuola, obbligatorio di parlare corso appena nati. Soprattutto di una lingua che canta, che vede, una bella lingua. Questa di noi, non mica dice a parlare corso che perché siamo corsi, cioè a parlare corso perché in più di una bella lingua, di una meraviglia. Ma enfin, io so che senza poter parlare corso, mandago.